Via la settima corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 4 anni, tutte femmine, sulla distanza del miglio, 1 dell'Istici, 2 Duchessa La Torre, 3 Dubai Step, 4 Dindirindina Lab, 5 Discali Adri, 6 Dalida Ban, seconda linea, 7 Dorotea Trio, 8 Dudville, 9 Daisy Pan, 10 Dynasty Rishow, 11 Disney Dusty. Favore in chiusura per Dorotea Trio, Dynasty Rishow è l'alternativa principale, entrambe in seconda fila. Macchina che comincia ad accelerare. Partiti. Dall'esterno si avvantaggia Dindirindina Lab, ma deve convergere la corda, e partono forte anche Duchessa La Torre e Dubai Step, che è anche dell'Istici. Numero 4 Dindirindina Lab squalificato. Finisce a gambe all'aria. E così in vantaggio è Duchessa La Torre nei confronti di dell'Istici, mentre all'esterno non tarda a progredire Dynasty Rishow, che si porta su Duchessa La Torre, costringendola ad accelerare. Numero 6 Dalida Ban squalificato. I primi 400 in 31 con Dynasty Rishow che insiste su Duchessa La Torre. Numero 1 Delis Dynasty può accodarsi in seconda posizione, lo fa dopo 500 metri di gara. In terza posizione invece Dorotea Trio. Intanto 45,6 per i primi 600 di gara, con all'esterno la progressione di Dubai Step. Dubai Step tanto viene anticipato da Dynasty Rishow, la cui schiena è presa da Dorotea Trio, e scompare così Dubai Step, che aveva cercato la progressione. Ora si rimette sotto Dynasty Rishow, rimane scoperta Dorotea. E intanto chilometro completato in 1:16,9 con Dorotea che prova a ripartire, ma in testa è sempre Duchessa La Torre. Dorotea va su Dynasty Rishow che anticipa a 350 dalla conclusione. Dynasty si porta nuovamente su Duchessa La Torre, che reagisce. Completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, Duchessa La Torre in vantaggio, sono tutti un po' stanchi, ci prova nuovamente Dynasty Rishow, mentre all'interno si lancia anche Dudville, finale con Duchessa La Torre che vince, mentre per il secondo sono in linea all'interno Dudville, all'esterno Dynasty Rishow. 1:16,8, 31,6 a chiudere, immediato raddoppio per Maurizio Cheli, che vince ancora in percorso di testa con Duchessa La Torre per conto di Franco Baldini, che è di proprietà dello stesso signor Franco Baldini. Andiamo a rivedere Duchessa La Torre, percorso di testa vincente. Foto probabile per il secondo posto, che vede Dudville e Dynasty Rishow molto vicini. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Ed è probabilmente il numero 8 Dudville ad aver ragione di Dynasty Rishow. Aspettiamo naturalmente l'arrivo ufficiale.